Bentrovati, siamo a San Vero Milis, quest'oggi vedete siamo in versione calciatori perché siamo qui in questo campo per una manifestazione importante in beneficenza. Intanto siamo con Gianfranco, ciao. Canu. Ciao Canu, sì. Ciao. Allora, intanto parliamo di Atmo, è questa l'associazione per il quale oggi siamo qua. Sì, allora intanto noi vi ringraziamo per essere qui da noi. Dunque la nostra associazione si chiama Atmo, Associazione Trapiantati Midollo Osseo, che è nata nel 2004, diciamo su mia iniziativa. Anche perché tu sei un trapiantato nel 2002, Sì, io non ho nessuna difficoltà a dirlo, nel 2002 ho dovuto ricorrere al trapianto del midollo osseo a causa di un linfoma, diciamo che è andato a lieto fine tutta la mia odissea, e da allora ho messo su questa associazione che ha il compito essenziale di creare divulgazione per quanto riguarda la sensibilità per la donazione del midollo osseo. Da circa 4 anni diciamo, noi percorriamo molto nelle manifestazioni, diciamo, seguiamo molto un percorso sportivo. Solitamente facciamo manifestazioni calcistiche perché diciamo, lo sport si presta moltissimo per il richiamo della gente, soprattutto i giovani, che sono i giovani coloro che a noi servono per poterli iscrivere diciamo, nell'album del donatore di midollo osseo. Lavoriamo molto anche in comune con l'associazione TEA di Cagliari dell'ospedale Binaghi, praticamente dove c'è il centro trapianti midollo osseo e dove c'è il registro regionale. Praticamente noi in ogni manifestazione riusciamo diciamo, ad avere circa 12-15 donatori ogni qualvolta insomma, facciamo la manifestazione. Ladies and gentlemen, Mr. Paul De Santi. I'm from and back to Angel's Arm. Sign your name across my mind. I want to be my pig. Oggi manifestazione calcistica, allora la nazionale è Artisti Sardi, siamo noi, poi chi c'è in questa manifestazione, chi partecipa, chi ha partecipato? Allora, oltre a voi abbiamo invitato le vecchie glorie del Cagliari. Ho visto c'è sì. Quagliozzi, Tomasini, ho visto Sandro Loi, Marco Sanna, giocatori che ancora sono in attività. purtroppo per noi questo. Per voi, sì. Poi scenderanno in campo per completare il triangolare i giovani vecchietti di San Vero, degli amatori San Vero Milis. Ex calciatori. Ex calciatori, sì, che sono i verdi. I verdi, simpaticissimi verdi che si stanno in questo momento riscaldando. Ho visto manifestazioni, avete fatto il raduno della Ferrari, poi altre manifestazioni per l'Atmo. Dunque, praticamente noi abbiamo iniziato la prima volta nel 2004 sempre con una partita di calcio grazie alla diciamo, sensibilità dimostrata da Gianfranco Mattioli, l'ex calciatore del Cagliari, che ci aveva portato i ragazzi del Cagliari la primavera. Con la primavera poi noi abbiamo seguito un percorso annuale che si ripeterà anche nella prossima primavera, che è quello di far disputare qui in zona nell'Oristanese le partite del campionato italiano primavera, praticamente spostandolo dalla sede di Assemini qui nell'Oristanese. Allora abbiamo fatto la prima manifestazione nel 2004 con i ragazzi del Cagliari, dove c'erano calciatori che adesso sono diciamo, nella squadra grande tipo Pisano, Cossu, Aresti. L'anno dopo, il 2005, sempre con la Cagliari Primavera contro il Modena in partita di campionato. Poi il terzo anno siamo riusciti addirittura a portare la Juventus. Con Giovinco. Giovinco, De Ceglie, Marchisio, Lanzafama, insomma i giocatori che attualmente sono diciamo, stabili in squadre sia nella Juve che in altre squadre di Serie A. Poi l'anno dopo ci siamo spostati e siamo andati ad Arborea per inaugurare il campo. Ad Arborea tra l'altro c'è una sede Addemo dove conta numerosissimi iscritti.
Poi l'anno seguente, nel 2008, cioè quest'anno, abbiamo fatto dunque sempre la solita manifestazione sportiva a Terralba, sempre contro la Juve, e poi una settimana dopo qui a San Vero, un raduno di Ferrari. È stato un evento eccezionale dove c'erano Ferrari, macchine di tutta la Sardegna, e anche lì è stato molto costante come partecipazione di pubblico, ma anche fruttuosa anche come numero di donatori. Ben noi siamo contentissimi. Intanto riprende la partita, perché qui stiamo anche giocando tra una chiacchierata e l'altra. Grazie Franco. A dopo allora. A dopo, ciao ciao. Veramente una bella partita. Il momento è felice. Pensate, allora Luca ha rimembrato per il corpo, ha rammentato per la mente, ricordare per quello Max Bertolani, il personal trainer di Paolo Barale, la ragazza con la volpe era la talpa. Del colore di questa di sinistra devo dare a loro, casomai devo dare alle altre. Ma io guarda, non ho capito a chi la devi dare. A chi la dobbiamo dare qua? Non ci capisco più niente. Se questa è del Cagliari, Allora, facciamola vedere. No, questa è della Nazionale Artisti Sardi. sì, però non ho capito, è del colore di quelli di sinistra. Hanno sbagliato colore, Benito. No, se non me le spiega questa cosa non so. Io non l'ho capito neanche io. Se non me le spiega questa cosa non so come. Allora, intanto, qui ci sono... Io non lo so, perché se non me ne spiega questa cosa non so Io penso che questo forse bisognerà consegnarlo dopo. No, io se non me le spiega questa cosa non so. Ponte rotto sade, adesso bardeva. Grazie. No, troppo. Ci porti una gazzosa. Ci porti una gazzosa, cantare. Vogliamo consumare. Cameriere. Abbiamo il pubblico che non ci segue. No, non ci sente. Non ci sente. Non ci sentono. Non ci sentite? E allora perché rispondete? Siamo qui al comunale di San Vero Milis. Abbiamo qui il capitano, nonché il numero, numero 10 della Nazionale Artisti Sardi, Mario Pira di Tonos di Bitti. Mario, una partita tirata? Sì, abbastanza. Stiamo andando a 1000. A 1000 non dire, con una mano tirato, però dai. Sì, così. No, però l'importante è esserci comunque. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo a metà con te. Ora continuiamo a guardare la partita piuttosto tesa, un arbitraggio un po' così. Comunque, parliamo di bucce, guardiamo a guardare la partita. Intanto noi continuiamo con la partita, avete visto, ci stiamo divertendo tantissimo qui a San Vero Milis. A questo punto sarebbe dovuto arrivare Leandro, eccolo qua, che Leandro, scusa, ecco, ciao Leandro, come va? Quante reti hai segnato fino adesso? Allora in questo momento me ne sto pensando, però... Come te stai pensando? Di farle, cioè quante ne hai fatte qualcuna? Allora getta le tue reti. Andiamo a giocare. Comunque il San Vero Milis è una gran bella squadra in difesa. Non si passa.
Centrocampista, veloce direi. Vediamo col freno a mano tirato, Giovinco. C'è all'area di Giovinco. Diciamo che si è mangiato il Giovinco e adesso è in queste condizioni. Con sinistra serve il compagno, Kojak. Ancora Kojak, palla al piede. Fase concitata, l'arbitro fischia, un arbitraggio scandaloso. Io non voglio fare commenti sull'arbitraggio, scandaloso. Bentrovati, siamo a San Vero Milis quest'oggi qui in questo campo per una manifestazione importante in beneficenza. Shakira, I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, Picasa. Shakira. Sì, siamo qui, siamo insieme siamo qua con Gigi. Con Gigi. Gigi, qui la partita si fa dura. Si fa durissima direi. Io però penso che ce la faremo. Penso di sì, perché abbiamo una squadra all'altezza della situazione. Soprattutto io, perché tu insomma... l'altezza dico. Ma all'altezza è anche il peso. Allora, mentre sono un centrocampista di peso. Allora, mentre noi parliamo, facciamo una cronaca di quello che sta facendo Soleandro. Veda Soleandro. Soleandro, eccolo là. Allora, facciamo una cronaca, visto che Leandro non gioca a calcio. E canta però, Canta, eccolo là. Con i suoi occhiali rossi. Adesso chiama 6 bambini. I bambini non si fidano e fanno anche bene. Mighty nothing wrong. Non ti fidare mai. Bene, siete collegati in questo campo della Suneo, passa la palla ad Antonelli. The sign your name across my mind. I want you to I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have done to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, Picasa. Shakira. Oh baby, when you talk like that. One man, Sardinia, on chi mancando de capetas non deviusu. Mr. Benito Urgu. And you, the younger, i più giovani dello spettacolo, i Backstreet Boys. Hello boys. Allora, si antende. Tenore stipiti! Alright, tenore stipiti, in the past younger of the four tenores. You, in the Scabriele, in the Tattaris, unica Pusipu. Vai, Daniele manca! Ha iniziato con Iberta, Stanticoni, ora è solo come Giacomo Leopardi, Daniele manca! Benito. Chiediamo scusa, Daniele c'è. Daniele c'è! Adesso abbiamo qua i tenores di Bitti e gli altri dove sono finiti? Gli altri si stanno riscaldando. Si stanno scaldando. Scusate, vabbè che siete fra vecchietti, ma scusate, dov'è la casacca? L'ho lasciata in macchina, dimenticata. A che ora è che inizia a giocare? Ma quando? Ma noi siamo già stanchi. Verso le 8 mi hanno detto così. Vabbè, per mangiare. Allora, vorrei, guarda, approfittiamo di quelli. Poi Bazzoni, come va? Tutto bene? Tino? Benissimo, benissimo. Allora, però scusate, abbiamo qua, insomma, gruppi storici. Allora. Che sei con nessuno qui, Allora, scusate, mi fate un regalo, visto che anche voi fate parte della nazionale artisti sardi, anche se non siete, e a parte lui va bene, fatevi delle domande fra di voi, ditevi qualcosa. Vi piace questa serata, questa giornata? No, questa serata intanto sta iniziando per noi. Io sono arrivato 10 minuti fa. Tino, tu giochi, vero? Io ho già giocato, mi hanno sostituito, ma è stato quasi professionista lui come calciatore. Professionista proprio no, ma insomma. Mario, tu hai mai un paio di volte. Mai.
mai giocato a pallone, ma mi piace molto. Scusate, allora io vorrei che uno dei componenti di Bertas facesse una domanda ai Barrittas, giusto per così, per capirci, via, domanda a uno dei Barrittas. Sportiva, domanda sportiva. No, domanda anche in riferimento allo spettacolo. Figurati. cosa posso, poi lo vedo tutti i giorni. Non mai state rivali, perché oltretutto siamo così lontani. Oh, finalmente. Allora, arrangiati, tieni. Lello, vieni qua. Aspetta. Allora, io passo il microfono a Tino Bazzoni e ci pensi tu, vai. Devo fare il presentatore. Qual è stata la prima serata e dove l'avete fatta? La prima serata proprio. Prima serata. No, vabbè, la prima serata dei Bertas, ma io non c'ero ancora. È nel dicembre del 65, Sassari, in un locale. No, in un locale lì nella zona vecchia di Sassari, che si chiamava, adesso non mi viene il nome. Comunque è nel 65, il 19 dicembre. Nel 65, niente meno. Allora, anche un'altra per Tonietto Salis. La prima anche per voi, quando è stata? La prima dei Barrittas? La prima dei Barrittas forse è Quarto Sant'Elena. In quale anno? Come Barrittas, il giorno che ci siamo cambiati il nome dai Visconti ai Barrittas, in costume sardo, era 64 per Sant'Elena. In quale anno? In quale 64? 64 come Barrittas. L'anno che loro hanno copiato il nostro nome, perché noi ci chiamavamo Barrittas, hanno messo, e loro non ci chiamavano Barrittas, loro hanno chiamato Bertz. Ma scusi, ma lei si è messo in mezzo, ma scusi, lei chi è? Se lo conosce a me, che conosci questo? Ah, lei è Benito Urgo. Chiaro, picchia. Allora, ripassiamo il microfono a Paul De Santis. Ecco qua. No, era quell'anno lì, delle Bertas. Che l'altro diceva, non chiamiamolo, se no sono uguali. Ma adesso io voglio dire una cosa, pensa come sono cambiati i tempi, no? I tempi cambiano talmente tanto, lo dico ai Bertas, che pensa, Benito hai un telefono a disposizione qua? Sì. Prendi il telefono, state attenti, no il telefono, facciamo finta che sia un telefono questo, telefono. Allora Benito che fa? Paul De Santis al telefono magari incavolato, ci sei Benito? Io devo fare Paul De Santis. Incavolato però. Ci vogliono i capelli come i tuoi, perché per essere incavolato. Conosci Paul De Santis? No. E come no? Aspetta, conosci Benito Urgo? Sì. Vabbè, che discorso, è normale, no? È normale, no? Scusa, conosci Del Piero? Sì. Oh, conosci Tino Bazzoni? Se non fare troppe domande. Bambino non me lo puoi fare impazzire così in un attimo. Stiamo scherzando. Ma porco boia, ma cosa mi deve fare sempre arrabbiare? Ma è possibile, cazzo? Ma porco boia, ma cazzo mi fa sempre arrabbiare, mi fai? Se ne dicono di parole, gocce come quando piove, e silenzio che c'è poi, resta l'eco dentro noi. Se ne dicono di parole, sono schegge di rancore, come artigli di avvoltoi, fredde lame di rasoi.